Credo che nel provvedimento sia stata identificata una zona oltre 18 km dalla costa, quindi dovrebbe scongiurare quegli effetti di bradisismo che preoccupano. Credo che abbiamo ricevuto tutti le bollette di conguaglio delle spese condominiali. Non c'è una famiglia italiana che non è stata colpita. Noi negli anni 90 avevamo una produzione nazionale di 20 miliardi di metri cubi, oggi siamo a poco più di 2. Credo che poter pensare di avere un ulteriore impulso della produzione nazionale in sicurezza sia nell'interesse di tutto il Paese. Arrivato a Mogliano per la giornata delle PMI, il numero 1 di Confindustria non si sottrae al tema più scottante, quello delle trivelle in Alto Adriatico dopo l'ok del governo a nuove estrazioni in mare, e altrettanto fa il ministro Adolfo Urso, che ribadisce la linea dell'esecutivo. È una necessità del Paese, è una necessità delle imprese del Veneto, perché voi sapete che le imprese concessionarie devono anticipare il gas a prezzo calmierato, quindi da subito e a prezzo calmierato per le imprese gasifere, che sono appunto quelle dell'industria del vetro, dell'industria della ceramica, dell'industria della carta, dell'industria siderurgica. Urso, che nel pomeriggio ha incontrato il presidente Luca Zaia, contrario a nuove perforazioni al largo delle coste polesane. Un comunicato congiunto viene rilasciato alle 17:30 con Photo Opportunity, ma la dichiarazione di sostanza, vista la grande sensibilità del territorio su cui pesa giustamente la memoria di quanto accade nel passato, si è deciso di aprire un tavolo di confronto tecnico fra Regione, Ministero delle Infrastrutture e Ministero dell'Ambiente, con la finalità di verificare tutti gli aspetti inerenti alla problematica delle estrazioni. Queste le parole che sembrano di fatto segnare una sospensione di nuove attività, almeno per il momento. Nel pomeriggio le parole del ministro leghista Salvini: troveremo una soluzione. Ma a Mogliano il leader degli industriali parla anche del nuovo decreto aiuti, promuovendolo in parte. Restano i timori sul nuovo superbonus, contro cui si sono scagliati in giornata i costruttori. Bonomi, pur perplesso, getta acqua sul fuoco. Le dichiarazioni però che sono state fatte dal ministro Giorgetti, che sono quelle di comunque continuare a sostenere il settore, ci tranquillizzano. Resta più in generale la richiesta di sempre, il taglio alle tasse sul lavoro. Ci sono i margini, dice Bonomi, con il ministro Urso che risponde a stretto giro: il taglio del cuneo fiscale sarà per 2/3 per il lavoratore e 1/3 per l'azienda. Noi andremo in quella direzione, gradualmente, man mano che sarà possibile, compatibile con le risorse pubbliche.